Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Innanzitutto buon anno a tutti, siamo entrati nel 2023, speriamo che sia un anno buono per tutti, in particolar modo per il Cagliari, ma con mister Ranieri penso che magari non andiamo sul sicuro, ma sicuramente ci possiamo aspettare tanto. E il 23 in romano è il numero per antonomasia del bucio de culo, quindi della fortuna, quindi mi auguro che sia un anno pieno di fortuna per tutti noi, in particolar modo per il Cagliari. Prima che il video cominci, ovviamente l'avrete letto, è un video pagellone del girone d'andata 2022-2023, però ci tengo a fare un piccolo disclaimer perché va sempre fatto. Ovviamente questi sono voti miei che do io in base ai miei giudizi, in base ai miei gusti. Infatti ho preparato proprio questa bellissima grafica proprio per voi. Così mi auguro di incentivare al massimo quelle persone che non si sa per quale motivo hanno addirittura il coraggio di insultare per una cazzata simile. Comunque, detto questo, io comincerei subito con i voti. Radunovic. Il suo voto è frutto anche della poca collaborazione che ha avuto dai difensori. Un portiere timoroso, poco autoritario e vittima degli eventi. Si percepisce appieno la sua debolezza. Nel corso di alcune partite ha fatto anche delle ottime parate, Pisa tra tutte, ma nell'arco del girone di andata non è mai riuscito a farmi sentire sicuro. Come secondo portiere potrebbe anche andare bene, ma se ci fosse la possibilità di prendere un portiere più solido non ci penserei due volte. Aresti, senza voto. Ciocci, senza voto. Altare. Nessun campanilismo e nessuna preferenza. Altare per me è un giocatore come un altro. Ha commesso alcuni errori, sicuramente, e con quel gol regalato al Pisa ha raggiunto l'apice, ma è stato messo su una croce mediatica che non si meritava. È stato giusto tenerlo fuori per un po' di partite, ma la gente tende a scordarsi che i problemi del Cagliari a livello difensivo, oltre che ad essere dei singoli, sono più che altro dovuti all'insieme. Capradossi. Capradossi è un Altare 2.0 e per me è stato lui la delusione più cocente in difesa, insieme ad un altro ragazzo. Nella partita di Coppa Italia contro il Bologna ci aveva fatto ben sperare, facendoci intravedere un difensore centrale capace di fare quelle cose elementari di cui il Cagliari aveva bisogno. Ma di lì in poi c'è stata un'escalation di prestazioni una più brutta dell'altra, condita da errori che hanno costretto anche lui a qualche turno di riposo. Insomma, in questa difesa non c'è pace. Obert. Ed ecco qui l'altra delusione difensiva di questo Cagliari. De jure sarebbe tecnicamente un giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli. De facto è un terzino sinistro che non sa né di carne né di pesce ed un difensore centrale che ha regalato più rigori lui che la combriccola romana nell'era Moggi. È giovane ed avrà sicuramente modo di rifarsi, ma il suo problema secondo me è simile a quello di Radunovic. Entra in campo timoroso e si vede. Speriamo abbia possibilità di cambiare. Goldanica. Edoardo è l'unico nel reparto dei centrali di difesa che si può salvare. Si merita comunque un'insufficienza perché c'era anche lui in quelle difese che si facevano buggerare a destra a manca, ma era uno di quelli che tra i peggiori era il migliore. Vediamo se avrà recuperato bene dall'infortunio. Barreca. Sto ancora cercando di capire quale sia il reale motivo per cui sia arrivato a Cagliari. Sicuramente perché non c'erano giocatori validi in quel ruolo, ma Barreca non ha apportato assolutamente nulla di positivo sulla fascia sinistra, facendo vedere soltanto l'ombra di quanto visto ormai 8 anni fa. Preso per nostalgia, acquisto insensato, che non rende ed era altamente evitabile. Fossi nel mister sarebbe uno dei sicuri partenti. Carboni. Ho la sensazione di essere stato potenzialmente generoso con il voto in questo caso, ma gliel'ho aumentato per la partita che fece ad Ascoli. Non mi ha mai trasmesso sicurezza e glielo si può concedere se si tiene conto del fatto che viene dal campionato primavera. Ma in particolar modo purtroppo Franco paga grave sulla sua pelle il fatto che questo sia un, tra virgolette, regalo fatto all'Inter a noi, quindi dando di nuovo il potere all'Inter di rendere noi Cagliari la succursale dei loro giovani giocatori che non hanno tantissime qualità. Di Pardo. Uno dei pochi che nei 4 di difesa si salva. All'inizio però mi aveva fatto credere che fosse uno dei terzini più scarsi che abbia mai visto, ed invece col tempo così non è stato.
Si è dimostrato un elemento valido, capace di limare i suoi angoli e di adattarsi a tutti i momenti della partita. L'unico sufficiente della difesa, e tra le mie parole è sottinteso il fatto che debba essere lui il terzino destro titolare. Zappa. In Serie A ha fatto fatica ad adattarsi, ma la Serie B è il suo campionato. Questa è la frase che dicevano quasi tutti dopo la retrocessione e quando scoprimmo che sarebbe rimasto a Cagliari, ma penso che i fatti abbiano parlato chiaro. Come giustificante possiamo dire che ha sempre giocato ed adattato nel ruolo di terzino destro, essendo lui più che altro un esterno destro di spinta e progressione, ma non la ritengo una giustificazione valida. Mi dispiace per la persona, ma il giocatore ha mostrato evidenti limiti ed anche lui dovrebbe andare via. Rog. Marco ha svolto un inizio di campionato agrodolce. Il suo inizio ha fatto venire forse una lacrima di nostalgia perché per alcuni tratti abbiamo visto quel Marco che abbiamo imparato ad amare, ma nelle ultime apparizioni pre-infortunio c'è stata una drastica alterazione di quello che era Rog. Un giocatore sempre nervoso, tirato come una corda di violino ed eccessivamente aggressivo anche per i suoi standard. Mi auguro che tutto questo fosse a causa di Liverani e che Rog torni ad essere il Marcolino che noi tutti abbiamo imparato ad amare. Macumbo. Qui probabilmente andrò molto controcorrente, ma ritengo che Macumbo sia uno degli elementi più positivi del centrocampo nostrano. Non significa che sia esente da difetti, e noi tutti lo sappiamo. Penso che vederlo giochicchiare a centrocampo con la palla invece di spostare il pallone in avanti dia sui nervi a tutti, ma il ragazzo ha carattere e tecnica. Messo in un contesto adeguato, credo che lui potrà essere addirittura l'ago della bilancia. De Jong. Cosa si potrebbe dire su De Jong che non si è detto in questi anni? Nulla. Ed infatti Alessandro sta facendo il suo campionato, continuando a dividere i tifosi su chi crede che debba essere ceduto e chi lo terrebbe in rosa. Io lo terrei più che volentieri in rosa, ma non da titolare. I limiti sono evidenti, ma alcune volte la sua abnegazione riesce a fargli strappare qualche sei in pagella che fa sempre piacere. Se schierato al momento giusto può far capire effettivamente di che passa è fatto, se invece gli viene data troppa fiducia, si adagia. Kurfalidis. Curfa è uno di quelli che ho sempre sperato di vedere in campo, perché memore delle prestazioni in primavera ero consapevole che avrebbe potuto dire la sua. Così è stato, ma con delle piccole postille. Chi l'ha visto giocare anni fa in primavera potrebbe rimanere più scettico sulle sue prestazioni attuali in Serie B, potrebbe risultare più impacciato ed insicuro. A volte si ritrova a giocare il pallone in zone di campo già coperte da compagni di squadra ed in cui lui non si dovrebbe trovare. Ma è giovane e si vede la volontà di voler far bene e la voglia di dare gloria a questa maglia. E se vedo questo, mi viene difficile dare un'insufficienza. Lella, senza voto. Nandez. Mai pensavo di dirlo. Secondo me è lui la delusione più grande. Si salva dal 3 per la sua abnegazione e per la corsa che mette in ogni partita. È duro ammetterlo, essendo io uno dei suoi primi estimatori, ma è diventato un giocatore prevedibile e dunque facilmente contrastabile. Negli ultimi tempi mi è sembrato un giocatore che sa di essere bravo, ma non fa nulla per migliorarsi. Se così dovesse essere, tanto vale darlo via, ma non subito. Prima sfruttiamo appieno tutto quello che potrebbe ancora dare. Viola. Non è un ex giocatore, ma ci si avvicina tantissimo. Gioca praticamente da fermo, difficile da collocare in un reparto come quello del centrocampo, che prevede molto dinamismo. Ha un piede sinistro killer, ma raramente lo vediamo in azione. Acquisto che lascia molto a desiderare e poco funzionale. A questo punto penso che il rapporto lavorativo potrebbe finire qui e magari cederlo cercando di guadagnarci quanto più possibile. Pereiro, senza voto. Mancosu, ero partito molto prevenuto con Marco ed invece mi ha stupito in positivo. Nonostante l'età e quello che gli ha riservato la vita, è un giocatore tatticamente valido in grado di poter aiutare la squadra. Questo discorso però viene meno quando qualcuno ha il coraggio di schierarlo fuori ruolo in una zona del campo come la fascia sinistra, in cui principalmente gli si chiede corsa ed agilità, caratteristiche che sappiamo non essere insite in Marco. Del Pupo, senza voto. Millico, senza voto. Falco, anche qui potrei potenzialmente andare controcorrente. Ritengo Falco uno degli acquisti più intelligenti che il Cagliari abbia fatto per quest'anno. Trequartista brevilineo, rapido e dotato di ottima tecnica, capace sia di trovare l'ultimo passaggio, sia di scavalcare la difesa e sia di tirare da fuori area. Un giocatore quindi capace di potersi destreggiare nella miriade di azioni diverse da gioco che può condurre una squadra nell'arco di 90 minuti.
Per il momento però ha reso poco e a mio giudizio è stato anche sfruttato poco, ma se viene messo dietro alle punte potrà regalarci tante gioie. Luvumbo. Non so quanti di voi abbiano visto un video tributo qui su YouTube a David Suazo, uno di quei video editati con tutti i gol e le migliori giocate. Quel video si chiama David Suazo a.k.a. La Pantera Nera e come canzone in sottofondo c'è la bellissima e fomentosissima In The Shadows di Erasmus, che nell'anno appena arrivato compie 20 anni di vita come canzone. Ecco, vedere in campo Luvumbo con i dovuti paragoni mi fa venire in mente quel video. Erano anni che non si vedeva un attaccante dribblare, correre in contropiede ed essere la principale causa dei cartellini gialli per gli avversari. È un giocatore spacca partita, ma deve ancora crescere e migliorare. Per il momento è ancora un diamante grezzo. Pavoletti. Ero sinceramente tentato nel dare molto di meno, ma mi sarei fatto trascinare dalla mia ben nota faziosità nei suoi confronti. Anche in Serie B ci sta mettendo la firma molte volte, ma gol a parte è difficile che le sue prestazioni rimangano impresse nei ricordi come partite positive. Sono per la maggior parte frutto di azioni estemporanee che fanno capire sempre di più quanto Pavoletti, sportivamente parlando, è sull'orlo del baratro. Senza contare le manie di protagonismo nel tirare rigori sapendo di avere due roventa al posto dei piedi, e le sue affermazioni su quello che si aspettava da Cagliari. Nemmeno noi ci aspettavamo una rottura di un crociato dopo essere appena guarito dallo stesso infortunio, non ci aspettavamo una retrocessione l'anno scorso e non ci aspettavamo tante nefandezze che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Eppure allo stadio c'è sempre gente. E tu per questo, mio caro Leonardo, non dovresti criticare, visto che non si sa nemmeno grazie a quale Dio un giocatore così limitato possa ancora giocare titolare in una squadra come il Cagliari. Tu per questo dovresti solo stare zitto, lavorare duro e ringraziare. La Padula. L'unico che si becca un mezzo voto. Ero tentato di dare 6, ma anche nel suo caso gol a parte è difficile ricordare prestazioni positive dell'italo peruviano. Negli ultimi tempi lo vedo più partecipe, più volenteroso e meno in confusione, ma l'inizio di stagione non si può in alcun modo cancellare. Liverani. Continua ad essere della mia idea. Liverani non è stato l'unico artefice di quello che abbiamo visto in questo inizio di stagione, e non è stato nemmeno il principale. Ma non si può nemmeno dire che non abbia partecipato a questo scempio. I classici problemi reiterati a Cagliari come la gestione dei cambi, un calciomercato quantomeno dubbio e dichiarazioni stampa al limite della perculaggine sono solo la punta dell'iceberg. Però non riesco a voler male a Liverani, specialmente dopo quanto ha subito nell'anno appena trascorso. Per questo faccio i miei migliori in bocca al lupo a Fabio come persona, augurandogli sempre il meglio, ma come allenatore è meglio stendere un velo d'oro pietoso. Eccoci qua. Il video finisce qui, sono molto curioso di sapere i vostri voti, se più o meno vi trovate d'accordo con me o se più o meno vi trovate in disaccordo, ma soprattutto sono curioso di sapere chi per voi è stato il peggiore in questo inizio di stagione. Mi raccomando, commentate qua sotto e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!